Amici di ffgsportschannel.com, ben ritrovati in collegamento con il grande basket in Friuli Venezia Giulia. Stasera non potevamo offrirvi di meglio per quanto riguarda il campionato di Serie C regionale. In campo qui alla maxi palestra di Codroipo, i padroni di casa della Blue Energy maglia bianca contro la Fluid System 80% in maglia verde. Niente poco di meno che la seconda Codroipo contro la prima Tarcento in un big match che dirà molte cose, credo, per quanto riguarda il primo posto, soprattutto se dovesse essere la formazione pedemontana di coach Alberto Andriola a prevalere dopo aver vinto già all'andata. La Blue Energy Codroipo arriva a questo incontro con la buona vena e la buona inerzia presa nel turno precedente con la vittoria in quel di Fogliano. Una vittoria che ha galvanizzato la squadra di coach Bosini, che stasera prova, contando e confidando sull'aiuto del pubblico di casa e sul legno e canestri amici, prova a fare l'impresa contro una Fluid System 80% che è reduce da 16 vittorie consecutive, e inizia questa partita con il canestro e vale di Vidani, che subisce anche il fallo di Serrao. 2-0 per la Fluid System 80%. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet con Vidani che è in lunetta con il numero 13 maglia verde, Tarcento in campo anche con Antena numero 10, Gaspardo numero 18, Bellina numero 19 e Munini numero 14. Realizza Vidani il tiro libero aggiuntivo, per cui è 3-0 il punteggio, e ora va in attacco la Blue Energy Codroipo maglia bianca con il numero 8 Serrao, il numero 9 Malfante, il numero 17 Nata, il numero 6 Moretti, il numero 10 Pontisso. Pontisso in qualche modo riesce a mantenere il possesso sull'attacco di Vidani, che era ringhiante su di lui. 1 minuto e 12 secondi giocati in questo primo periodo. Gli arbitri sono i signori Occhiuzzi e Pulvirenti, e la maxi palestra è gremita per questo big match. Pick and roll laterale tra Pontisso e Nata. Nata va di semigancio destro e realizza i primi 2 punti, rompe il ghiaccio per la squadra di coach Paolo Bosini. 2-3 il punteggio. In attacco la Fluid System 80, esce dai blocchi con movimento a ricciolo Vidani, pick and pop con Bellina che infila la tripla del più 4 Fluid System 80. 2-6 il punteggio, anche Bellina si iscrive al referto, e poi Munini a metà campo commette fallo su Pontisso. Pontisso che sappiamo essere uno dei sogni di mercato del presidente Tesini, e chissà che magari facendo anche bene anche stasera il gioiellino codroipese non possa ulteriormente solleticare l'interesse, stuzzicare l'interesse di mercato della società tarcentina. Eccolo Pontisso che si avventura sotto canestro. Munini tocca per ultimo pallone, possesso sempre per la Blue Energy Codroipo, che ha 26 punti in classifica, mentre la Fluid System 80, anzi Codroipo ha 28 punti in classifica, mentre la Fluid System 80 ne ha 34 più 6. All'andata, ricordiamo, vinse nettamente Tarcento. Che dunque, dovesse vincere stasera e andando sul 2-0 nel doppio confronto con la seconda in classifica e a più 8 in quel caso in graduatoria, metterebbe una seria ipoteca per quanto riguarda la prima posizione in ottica post-season, anche se poi gran canestro di Vidani sull'assist backdoor di Antena, spettacolo alla maxi palestra. Dicevamo, sappiamo che il primo posto in vanificato il canestro di Malfante per frazione di passi in partenza. Primo posto in regular season conta il giusto, vale il vantaggio del fattore campo fino all'eventuale finalissima, ma poi, non essendoci Final Four come l'anno scorso, ma essendoci una serie di playoff con duelli al meglio delle 5 partite, conta soprattutto essere in forma. Munini è in forma dal primo giorno di ritiro precampionato e lo dimostra con questo fadeaway dal gomito dell'area che vale il più 8. Già massimo vantaggio per la Fluid System 80, 2-10 punteggio. Malfante ribalta al lato per Moretti,
gioca piccolo laterale con Nata che poi punta a canestro, subisce il fallo di Bellina che si è mosso lateralmente con quel pizzico di ritardo. Nata lo ha infilato in terzo tempo. 2 tiri liberi per Diego Nata e questo è anche il primo fallo per Federico Bellina. Due su 2 per Diego Nata, sono tutti i suoi i punti contro i pesi. 10-4 il punteggio per la Fluid System 80 in attacco con Gaspardo. Prova l'alto basso con Munini, ma interviene ancora Nata, che è il migliore dei suoi, quantomeno il più efficace, il più efficiente in questo avvio di partita. Pontisso, virata sul perno, giro dorsale, canestro in finger roll con fallo di Antena che sì e no ha visto la targa del numero 10 contro i pesi. Gioco potenziale da 3 punti per Stefano Pontisso e terzo fallo di squadra per la Fluid System 80 Tarcento in lunetta. Pontisso per il personale aggiuntivo regolarmente realizzato. Meno 3 per la Blue Energy, 7-10 il punteggio, 6-28 al termine del primo periodo. Bellina, Vidani inseguito da Serrao. Vidani, palleggio, resto e tiro. Classica azione alla Serrao di Vidani. Il Ferro però rifiuta di accettare la palombella del numero 13 Pedemontano. Serrao ancora in fazione di passi in partenza, anzi no, sul pick and roll lì altissimo c'era un fallo di Gaspardo. Quarto fallo di squadra per Tarcento che ha dunque già esaurito il bonus. Nata ribatte al lato per Pontisso che attacca Munini con un tiretto dai 6,5. Palla si impenna oltre la struttura del canestro della maxi palestra Codoi Prese e viene recuperato il possesso dalla Fluid System 80. Continua a entrare gente qui a Codorpo, segno anche che la società del presidente Faggiani ha lavorato anche in sede di promozione dell'incontro, giusto così, perché prima contro seconda è un big match, una serata di gala per Codorpo. Munini regala emozioni dal post medio, giro e tiro e 2 punti per il capitano Pedemontano, più 5 Tarcento, 7-12 punteggio. Moretti dietro al blocco di Nata, arriva in lunetta, un tiro libero in movimento per Moretti, sbagliato, è sempre Munini, uomo ovunque. Con il rimbalzo gestisce anche la transizione offensiva. Poi attacca Pontisso che rimane col baricentro troppo alto. Si fa infilare da Munini in palleggio. Secondo fallo, no, primo fallo per Pontisso e secondo fallo di squadra per Codorpo. Ricordiamo che Tarcento ha già esaurito il bonus. Antena posta l'azione con la solita uscita dai blocchi dal lato debole, stavolta di Munini, va in palleggio, resto e tiro, ancora Munini ha deciso che questa è la sua partita. Pontisso alza gli occhi al cielo dicendo sì, ma questo come si marca? Più di così cosa devo fare? E caro Pontisso, non saprei che consiglio darti, se non quello di continuare a impegnarti in difesa. Malfante spara un tiro dai 6,75 fuori misura. Inerzia in questo momento per parte tarcentina. Ecco, adesso Pontisso ha capito che l'unico modo per limitare Munini è quello di impedire di farlo ricevere. Costringe dunque Antena a un tiro forzato. Moretti dietro un paio di blocchi di Malfante, arriva Nata che poi attacca dal palleggio. Nata segna col fallo di Gaspardo. Ricade anche male Nata, ma che ha preso un colpo a occhio e croce al ginocchio destro.
Però Nata, che è un gladiatore, si rialza e va in lunetta, applaudito dai suoi tifosi. Nel frattempo Andriola ha sostituito Gaspardo con Fumolo, numero 7 in maglia verde, e anche Antena con il numero 5, Balazzutti, in lunetta. Nata col tiro libero aggiuntivo realizzato. E Nata consente alla Blue Energy di toccare quota 10, 14 a 10 più 4% in attacco. 4 minuti e 12 secondi al termine del primo periodo. Bellina. No look, schiacciato per Fumolo che si iscrive al referto. E ragazzi, questo è spettacolo degno di categoria ampiamente superiore. Malfante dal post basso vuole dare subito il benvenuto a Fumolo, che resta con lui, lo stoppa addirittura con l'ascella. Forse Malfante voleva anche un fallo non sanzionato, non rilevato dagli arbitri Occhiuzzi e Pulvirenti, che stanno per il momento chiamando le cose giuste. Munini, un nome, un cognome, Claudio Munini, per il più 9 Fluid System. E d'altronde abbiamo detto spettacolo della categoria superiore, dalla categoria superiori arriva Munini. Malfante ha giocato anche in Serie C e si vede, risponde subito con una tripla con la stessa moneta sonante calata sul piatto dal capitano pedemontano. Eccolo ancora Munini contro Pontisso, si rinnova il duello, questo è il duello chiave in questo momento della partita. C'era qui un falletto di Malfante, secondo l'arbitro Pulvirenti dice solo palla, questo invece è fallo della difesa. Ancora fallo di Pontisso, e il secondo fallo per Pontisso. Nel frattempo Andriola manda in campo Francesco Accaldo al posto di Munini a 2,51 al termine del primo periodo, sul punteggio di 13-19 più 6 per 300 su i padroni di casa di Codolpo. Bosini manda in campo Sappa proprio al posto di Pontisso, e i giocatori hanno lo stesso destino, quindi Bosini preferisce tenere in campo Pontisso nel momento in cui probabilmente rientrerà Munini. Giocano a scacchi due tecnici sulle due panchine, Andriola e Bosini. Vidani vuole Accardo, gioco in continuità per mandare al tiro Bellina, che deve accelerare le operazioni perché stavano scadendo in 24 secondi. Sulla sirena sbaglia la tripla. Sappa è già dall'altra parte per il post-up di Malfante. Malfante voleva il rimorchio sulla corsia centrale di Nata, ma si chiude la difesa, il passaggio non era neanche granché, mentre Balazzutti si gira, si volta con la colpevole difesa un po' passiva di Moretti, che gli regala 2 punti che a Bosini piacciono poco. Adesso Nata butta via il pallone, forse anche brava la difesa a intercettare. Già dall'altra parte ancora Balazzutti che mette in ritmo Vidani per il tiro da 3 punti. Vidani spara una mattonata moschicida, stampa un paio di mosche sul tabellone della maxi palestra senza arrivare al ferro. Dall'altra parte Moretti subisce il fallo di Balazzutti. 1,51 al termine del primo periodo. 13 Blue Energy Codolpo, 21 Fluid System 80%, ma siccome il bonus è già esaurito per il % Moretti va in lunetta con i tiri liberi, mentre Andriola regala un po' di riposo aggiuntivo anche a Bellina, mandando in campo il numero 9 Clemente. Moretti segna il secondo tiro libero. Come al solito quando gioca Moretti, chiedo scusa in via preventiva, dovessi chiamarlo Maurizio, che è semplicemente papà Moretti, ma questo è Max Moretti, che mi dice ti faccio vedere io chi sono, spara una tripla frontale, sfortunato perché la palla entra ed esce. Siccome è anche uguale a papà, capirete che agli occhi del vecchio telecronista qualche errore può capitare.
Fumolo ribalta al lato per Vidani, sul quale ringhia Sappa. Vidani al palleggio, gioca a 2 con Fumolo che tiene il contatto, segna con il fallo di Nata. No, il fallo di Malfante invece. Che bei canestri in pick and roll, i giochi a 2 ben congegnati dal Fluid System 80. Per fare questo tipo di pallacanestro bisogna innanzitutto saper giocare, avere visione periferica e avere tecnica individuale. Adesso Andriola allunga la difesa, cogliendo poi preparata la Blue Energy. Infatti Sappa dice ai suoi giocatori: sì, però se nel caso mi deste una mano sarebbe utile. Io spero per Codroipo che Bosini non abbia mai lavorato sull'attacco della difesa pressing, perché se questi sono i risultati resta un po' perplesso. Recupera la palla la Fluid System 80 nell'ultimo minuto del primo periodo. Barazzutti subisce un altro fallo da parte di Matteo Moretti in unità con utili liberi. Il numero 5 Pedemontano. Due su 2 per Barazzutti. Nel frattempo esce Vidani ed entra il numero 8 Fabio Baccino. Ma pensa tu che rotazione ha a disposizione Alberto Andriola. Nel frattempo Matteo Moretti stavolta, no, neanche stavolta riesce a far partire l'azione offensiva della Blue Energy. Così a occhio croce o uno tra Serrao e Malfante potrebbe andare ad aiutare Moretti e Sappa nella gestione di questo attacco contro la difesa pressing a tutto campo. Adesso Moretti riesce a varcare da metà campo e subisce anche il fallo di Accardo. Il manuale del perfetto difensore in quel caso dice che dovresti mettere il piedone sulla linea laterale e stare fermo lì. Magari ci spalmi un po' di Bostic sotto la suola della scarpa e stai fermo fin tanto che non succede qualcosa. Non certamente. Questo movimento debole. Moretti si è infilato, subito fallo e va all'unità con i tiri liberi. Moretti realizza il secondo personale a sua disposizione, tiene a meno 9 i suoi, 15 a 26. Quando mancano 45 secondi al termine del primo periodo. In controllo della situazione la Fluid System 80 Tarcento. Fumolo sotto l'ascella di Nata. In qualche modo Clemente lotta con un paio di tap-in, gli sfugge però la palla. Può ripartire Moretti in transizione, ma è da solo e quindi deve giocare contro la difesa schierata. Consegna il pallone a Malfante da 3 punti per il meno 8, 26 a 18 il punteggio. Ultima azione del primo periodo. Barazzutti, dietro il blocco di Clemente. Barazzutti, 4 secondi, deve andare al tiro Barazzutti, passo e tiro. Barazzutti timbra il più 10 a fine primo quarto. Punteggio Blue Energy Codroipo 18, Fluid System 80 Tarcento 28. Secondo periodo alla maxi palestra di Codroipo, in campo la Blue Energy, maglia bianca, padrona di casa, contro la capolista del campionato di Serie C regionale Fluid System 80 Tarcento, maglia verde, 18-28 per Tarcento, più 10 dopo i primi 10 minuti. Codroipo inizia il secondo quarto con una tripla sbagliata da Serrao, che deve ancora entrare in partita. Lui è uomo da grandi occasioni. Clemente dal post basso, gran canestro di Clemente, che ha tenuto alta la palla come un bravo pivot deve sempre fare. Mi piace vedere questi giovani lunghi che esibiscono fondamentali opportuni. Girardo mette in ritmo Sappa nell'angolo, Sappa da 3 punti, tiro moschicida. Può ripartire la transizione offensiva della Fluid System 80 con Barazzutti che arriva fino
a Clemente, ancora lui, stesso tiro di prima e stavolta però sbaglia Clemente, però bravo per averci riprovato con la stessa tecnica, importante. Girardo in contropiede, Giraldo appoggia al primo ferro ma sbaglia, interviene però Malfante a garantire un extra possesso. Attacco per la Blue Energy, Matteo Moretti, dietro l'arco del 6,75, sbaglia la tripla, si ostacolano Accardo e Clemente, ma Malfante ha tentato la gherminella, ha spinto via Clemente contro il compagno di squadra del Tarcentino. Bravo l'arbitro Pulvirente ad accorgersene. Più 12 Tarcento, 18-30 al punteggio in questo primo minuto e mezzo di secondo quarto. Accardo, Clemente, sa bene cosa fare Clemente, butta via pallone depredato da Sappa che vuole il contropiede, ma poi Clemente con un falletto su Sappa che manda un po' su tutte le furie il pubblico Codorepese, impedisce al Codorepese di realizzare. Dall'altra parte sbaglia la tripla Accardo. Girardo, Malfante dalla sua mattonella preferita, infila la tripla del meno 9, 21-30 al punteggio. Il pubblico di Codroipo si fa sentire. Barazzutti, sale Fumolo a portargli un blocco in movimento, il fallo di Fumolo che alza subito la mano, si accusa immediatamente della penalità. Infatti è arrivato coi tempi sbagliati Fumolo. Un po' di cambi lì a metà campo, esce Clemente, rientra Gaspardo, esce Fumolo, rientra Munini. Dall'altra parte ovviamente Bosini risponde subito togliendo Serrao e manda in campo Pontisso che andrà sulle tracce di Munini. Sono pronto a scommettere una birretta su questo concetto. E guarda che bella difesa da parte di Tarcento che costringe Codroipo alla palla persa per infrazione di 5 secondi. Moretti se la prende un po' con i suoi e io qui sono d'accordo con Matteo Moretti perché non c'è stata collaborazione da parte degli altri giocatori in maglia bianca. Il povero playmaker Codroipese deve far tutto da solo, e ovvio che quando ci sono anche i raddoppi sulla zone press non si può fare. Adesso Gaspardo si vede sfuggire la palla come una saponetta di Dixan bagnata peraltro, e quindi palla persa. Trova il backdoor Moretti, resiste al contatto, poi sbaglia l'appoggio al tabellone, aveva la visuale oscurata dalle lunghe chele di Munini che recupera anche il pallone. Gaspardo contro Malfante, Gaspardo di potenza, Malfante resta con lui, oppone il corpo, fa partire la transizione. Qui c'era un intervento di Gaspardo che secondo me era assolutamente regolare, era andato su coi tempi giusti stoppando Girardo. Fallo del numero 18 Pedemontano, 2 tiri liberi per Girardo. Sbaglia il secondo tiro libero Girardo. Vidani, Munini, c'è Girardo invece su Munini, e Munini non si preoccupa più di tanto. Tiro viene sbagliato da Munini, a rimbalzo c'è il fallo di Barazzutti, no, il fallo del numero 8 Baccino, mentre si allunga già la difesa dei Tarcentini. Se servirà anche Pontisso per provare a mancare la mente a campo. Sì, vedi che con un pizzico di collaborazione il buon Moretti non ha problemi a impostare l'azione offensiva. Pontisso, passo d'incrocio, attacca il canestro, poco manca che realizzi anche il
canestro. C'è comunque il fallo di Gaspardo e questo è il terzo personale. Sì. Terzo fallo per Gaspardo e Pontisso e Lunetta con i tiri liberi. Due su due per Pontisso e meno 6 per Codroipo che prova a risalire la china. 6:20 al termine del secondo quarto. Vidani dal palleggio, forza la situazione, prende il palo Vidani, tiro forzato, senza ritmo, senza rimbalzisti, brutta scelta per il numero 13. Pontisso in fazione di passi in partenza. Invece l'arbitro Pulvirente vede un fallo di Munini. E però è la terza volta che io vedo passi in partenza e invece c'è fallo. Evidentemente il metro arbitrale è rivolto a questo tipo di lettura. E allora 6 minuti al termine del secondo quarto, 24 Blue Energy, 30 Fluid System 80, time out. Dopo il time out, 24-30 al punteggio, meno 6 per Codroipo, ma Pontisso e Lunetta con i tiri liberi. Realizza il primo personale a sua disposizione. Realizza anche il secondo e riporta a meno 4 il suo minimo svantaggio codroipese. Che adesso prova ancora a insistere, Sappa. Aggressivo sulle linee di passaggio, Baccino non si fa sorprendere, c'è anche il fallo del numero 7 Codroipese. Rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80. Palla arriva, no, non arriva a Bellina, ma poi Matteo Moretti e Vidani lottano. C'era, non ho capito bene se palla contesa e dunque per legge del possesso alternato viene consegnata a Tarcento oppure semplicemente palla di Tarcento. No, è semplicemente palla di Tarcento perché la freccia non viene, il senso della freccia non viene modificato. Bellina con un pick and pop, sbagliato il tiro da 3. Sappa recupera l'imbalzo, poi parte in transizione offensiva. Malfante, Bellina non gli lascia spazio. Moretti, Girardo, non c'è né l'end-off nel backdoor con Sappa e allora si va sul lato con Pontisso che deve inventare dal palleggio, sbaglia Pontisso e al rimbalzo offensivo Girardo commette fallo su Bellina. Primo fallo per Federico Girardo, resta 26-30 al punteggio, 5-18 al termine del secondo periodo. Bellina parte in palleggio, ma io mi meraviglio di Malfante che gioca a pallacanestro da almeno 30 anni e commette questi falli abbastanza ingenui. E oltretutto è anche il terzo fallo di Malfante questo. Mette in difficoltà Bosini con le rotazioni, torna in campo Nata, numero 17 in maglia bianca, Bellina in lunetta con i tiri liberi. Realizza il secondo personale a sua disposizione Bellina e allora Bosini chiama time out sul punteggio di 26 Blue Energy, 32 Fluid System. Cinque minuti 6 secondi al termine del secondo periodo qui alla maxi palestra di Codroipo, in campo la Blue Energy maglia bianca contro la Fluid System 80% in maglia verde, 26-32, più 6 per Tarcento, si piazza anche a zona 2-3. Moretti
Sappa, deve ancora Moretti, la palla arriva a Giraldo nell'angolo, Giraldo sbaglia ma vola, Sappa rimbalzo offensivo. Poi però vanificato dal passaggio d'uscita, viene intercettato dalla formazione di Andriola che torna in attacco con Vidani. Vidani, Bacino vuole Munini in post basso, Munini, palleggio, adesso tiro contro Giraldo, Giraldo resta bene, Giraldo è più efficace di Pontisso nella marcatura di Munini. Poi in qualche modo riesce a tenere il pallone in possesso Blue Energy. Moretti, extra pass per Sappa, spara un altro tiro Moschicida, sul rimbalzo il fallo di Vidani che non taglia fuori Giraldo. Anche qui i fondamentali difensivi sono andati un po' a vendemmiare. 4 minuti e 6 secondi al termine del secondo quarto, esce Sappa, rientra in campo Serrao. Sappa che è certamente più efficace sulla metacampo difensiva rispetto in attacco, mentre Giraldo dovrebbe essere efficace in entrambe le metacampo, ma stasera, a parte tenere bene Munini in un paio di post-up, non si è ancora fatto vedere il talentuoso numero 5 Codoi Pese, ecco che realizza il personale a sua disposizione per il meno 5 Blue Energy, 27-32. 4 minuti al termine del secondo quarto. Bacino, step back tripla di Bacino, è sfortunato, la palla entra ed esce. Matteo Moretti riparte velocemente in attacco, poi Nata lo invita a giocare un pick and roll, poi Moretti non si intende con Pontisso, la palla arriva direttamente al custode del palazzetto di Codolpo, viene persa dalla Blue Energy che non riesce a colmare quell'ultimo gap che separa i padroni di casa dalla Fluid System 80, che non sta faticando troppo adesso per mantenere il vantaggio. Bacino attacca Serrao e anche Serrao commette fallo. Secondo fallo per il Serra, 2 tiri liberi per il Bac. 3 minuti e 30 secondi al termine del secondo quarto, 27 Blue Energy, 32 Fluid System 80, ma il tassametro è ancora in funzione per 300 perché Bacino realizza il primo tiro libero. E anche il secondo tiro libero. Prima di uscire sostituito da Accardo, più 7 Fluid System 80. Andiamo a vedere i quintetti sul parquet per fare un po' d'ordine. La Blue Energy è in campo con Moretti, Natta, Pontisso, Serrao e Giraldo, mentre la Fluid System 80 è in campo con Accardo, Barazzutti, Vidani, Bellina e Munini. Pontisso da 3 punti contro la zona, bello il passaggio di ribaltamento del lato da parte di Natta. 3 punti per Pontisso, meno 4 Blue Energy, 30-34. Accardo dopo l'end-off con Bellina che va a prendere il post basso contro Natta, semigancio di Bellina, Natta sta con lui, Bellina voleva un fallo ma mi sembra ortodossa la difesa di Diego Natta. Moretti con la Natta, posizione profondissima, giro e tiro, semigancio sinistro, gran movimento di Diego Natta e la Blue Energy arriva a meno 2, 32-34. Triplicato, Bellina trova comunque il modo e luce verso il canestro, si gira, appoggia al tabellone il semigancio su cui c'è il fallo di Matteo Moretti e allora coach Bosini manda in campo Massimiliano Moretti con numero 4 al posto del fratello e chiama anche time out. Sì, Boso chiama time out a 2 minuti e 20 secondi al termine del secondo periodo sul punteggio di Blue Energy 32, Fluid System 80 34. Dopo il time out c'è Bellina in lunetta con i tiri liberi per il fallo di Matteo Moretti che nel frattempo è uscito dal campo sostituito da
Massimiliano Moretti, 2 su 2 di Bellina, riporta più 4 la Fluid System 80, 32-36. Adesso è Max Moretti che prova, cioè, ha l'arduo compito di varcare la metà campo contro la difesa aggressiva della Fluid System 80. Subisce il fallo di Barazzutti. 2 tiri liberi per Max Moretti. Due su 2 per Moretti. Tra l'altro stavo notando che dopo aver segnato il primo tiro libero Moretti, Nata gli si è avvicinato per fargli i complimenti, gli ha tirato una manata sulla mano con cui Moretti tira, che fossi stato io avrei probabilmente subito la frattura di 2 o 3 metacarpi. Sbaglia il tiro da 3 punti Vidani, ma Accardo garantisce l'extra possesso con l'imbalzo offensivo alla Fluid System. Munini garantisce in ogni caso qualcosa di produttivo per Andriola. Recupera un ennesimo rimbalzo offensivo, subisce il fallo di Moretti. 2 tiri liberi per Klaus Munini. Due su 2 per Munini e allora ancora più 4 per la Fluid System 80, 34-38. È sempre difesa a tutto campo che però Pontisso supera agevolmente. Serrao non è ancora entrato in partita. Serra, Gilardo, sempre per linee esterne la Blue Energy, deve inventare dal palleggio Pontisso, sbagliando peraltro il tiro. Ma poi al rimbalzo offensivo qui un fischio dell'arbitro Chiuzzi che manda su tutte le furie la panchina Codoi-Pesce e anche il pubblico di Fede Blue Energy. Il fallo di Nata, e siccome Accardo aveva il possesso della palla, questi sono anche 2 tiri liberi, avendo entrambe le formazioni esaurito il bonus. Accardo sbaglia il primo personale. Segna il secondo H. Più 5 Fluid System 80. Moretti in palleggio. Metteremo Serrao che sbaglia anche questo. Diego Nata, rimbalzo offensivo. Poi sbaglia il semigancio sul giro e tiro il numero 17 Codoi-Pesce. Barazzutti attacca dal palleggio Moretti. Barazzutti arriva al ferro senza opposizione da parte di Codroipo. Bel canestro di Barazzutti, ma colpevole la retroguardia della Blue Energy. Pontisso defraudato del pallone da parte di Accardo che lancia in contropiede Vidani. Vidani va a realizzare, non vale l'interferenza di Nata. Continua a protestare la Blue Energy, non credo che sia questa la migliore tattica da utilizzare in questa circostanza. Continuano le proteste, anche Bosini. C'è Serrao che si sta lavorando, l'arbitro Pulvirenti. Bosini sta parlando con Occhiuzzi, però credo che nessuno dei due abbia concretizzato qualcosa di positivo per la Blue Energy, quindi tempo perso, utile soprattutto per riposare forse un po'. Gilardo, Nata, Pontisso, quasi interviene Vidani. Giraldo da 3 punti, dai e vai con Pontisso, è anche sfortunata adesso la Blue Energy perché anche questo pallone di Giraldo è entrato e è uscito. E adesso senza troppa fretta Barazzutti imposta l'azione
ultima azione del secondo quarto, 34-43. Codorip è arrivata al minimo svantaggio di -2, poi però Tarcento si è di nuovo presa qualche punto di vantaggio e ancora una volta Barazzutti va via a Moretti senza che nessuno dei lunghi codoripesi arrivi a coprire e a dare aiuto al playmaker della Blue Energy. 2 tiri liberi per Barazzutti quando manca 1 secondo e 4 decimi al termine del secondo quarto. Bosini durante l'intervallo dovrà certamente registrare qualcosa a livello difensivo. Questo 2 per Barazzutti. Allora, ultimo possesso del secondo quarto. Giraldo da metà campo non va. E allora anche il secondo quarto va in archivio sul punteggio di Blue Energy 34, Fluid System 80, 45. Secondo tempo alla maxi palestra di Codorip, in campo i padroni di casa della Blue Energy, maglia bianca contro la Fluid System 80 in maglia verde. È il big match del campionato di Serie C regionale. In campo la seconda in classifica, ovvero sia Codorip, contro la prima in classifica, Tarcento. Prima di questo incontro Tarcento è arrivata qui con 34 punti, ne ha 28 la Blue Energy, e il punteggio al termine dei primi 20 minuti di gioco vede Tarcento avanti di 11, 45-34. Un più 11 abbastanza strano, perché se è vero che Tarcento è sempre rimasta avanti per tutta la partita, è anche vero che, e anche con punteggi, con vantaggi importanti, è anche vero che Codorip a 3 minuti dalla fine del secondo quarto era rientrata fino a -2, salvo poi afflosciarsi di nuovo sotto i colpi della Fluid System 80, ma direi che più che per meriti tarcentini, il più 11 dell'intervallo è arrivato per demeriti codoripesi, quindi non meriti tarcentini o non troppi meriti tarcentini, ma più demeriti codoripesi. Io la leggo così. Gioco a 2, Vidani Bellina che sbaglia la tripla, Munini realizza il tap-in del più 13, 34-47. Nata! Oh, fa il periplo dell'area, poi sbaglia un facile appoggio. Che errore da parte di Nata. Pontisso si rinnova il duello con Munini. Nel primo tempo l'ha vinto ampiamente il capitano pedemontano. Antena sulla partenza. Io come al solito vedo i passi, gli arbitri invece vedono il fallo, ma è un trend. Metro arbitrale assolutamente coerente con quanto fatto e quanto visto nel primo tempo. Per cui quarto fallo da parte di Matteo Moretti, che stasera non è proprio entrato in partita. Al suo posto entra Sappa, è uscito anche Nata, al suo posto è entrato Girardo. Prova con una formazione di guastatori Paolo Bosini, coach della Blue Energy. E adesso all'arma bianca Codorip nel tentativo di rimontare questi 13 punti. Money in the bank, palla in mano a Claudio Munini, che dal palleggio va via a Girardo. Poi Munini forse cercava il fallo senza averlo trovato. Giraldo dall'altra parte fa viaggiare Malfante a rimorchio, palla persa anche da Malfante. Fumolo in virata, sulla virata dorsale abbatte Pontisso, che nulla fa per restare in piedi. Fallo in attacco di Smokey Cristian Fumolo. Adesso allunga la difesa Andriola.
una mossa che già nel primo tempo aveva sortito effetti sperati, con una serie di recuperi tarcentini che avevano messo in difficoltà la Blue Energy. Pontisso. Gilardo, sempre lontanissima dal canestro, la Blue Energy. Sappa in uscita dai blocchi, arriva in ritardo Andrena e Sappa realizza il jump del meno 11, 36-47. Antena vorrebbe Fumola in post basso, la palla non arriva perché quindi è di Antena che dice a Fumola: sì, ma prendi posizione usando le spalle. E Fumola dice: sì, lo stavo facendo, se aspettavi ancora un momento magari mi piazzavo anche, caro Antena. Ha ragione Fumolo. Palla persa per Tarcento ed è di nuovo in attacco la Blue Energy. Sappa ci ha preso gusto, spara una tripla e subisce il fallo di Antena, che stava difendendo con la faccia di quello che passava di lì per caso a bere un caffè. 3 tiri liberi per Filippo Sappa. Sappa fa 2 su 3, buoni per diventare a meno 9, 38-47 punteggio, a 6,50 al termine del terzo quarto. Munini esce dai blocchi Vidani, la palla è per Bellina, mentre Vidani va in continuità a prendersi l'end-off da parte del 19. Ancora Bellina dal palleggio, alto-basso per Munini, che resiste al contatto con Gilardo. Altri belli 2 punti da parte del capitano della Fluid System 80. Pontisso sbaglia la tripla. Munini, palla arriva a Fumolo, deve tirare Munini alla scuderia 24 secondi, Munini sbaglia la 3. Altro break per la Blue Energy con il vivace Sappa che chiama in a rimorchio Pontisso. Tiro dal gomito dell'area da parte di Pontisso. Fumolo, questi sì che questi sono per forza passi in partenza per Fumolo. Esce lo stesso numero 7 al suo posto in campo, il numero 18 da Gaspardo. Si riprende con Sappa che imposta l'azione, franco bollato da Antena. Alfante vuole attaccare subito Gaspardo, Gaspar resta con lui, gran difesa di Gaspardo, che poi va a prendere posizione profonda sotto canestro, si gira con il semigancio sinistro, sbaglia, poi però recupera anche sull'imbalzo offensivo. Il tapping vincente è quello buono per il più 13 Fluid System 80, 38-51. Malfante vuole rispondere, sbaglia la tripla Malfante, ancora Bellina fa la voce grossa al rimbalzo. Munini ancora il post up di Bellina, gioca a 2, anzi attende Vidani. Vidani
che stava tagliando dal lato debole, normale l'assist di Bellina. Vidani però incastra il pallone tra Trebellone e Ferro. C'è un time out chiesto da Bosini sul punteggio di 38-51 per la Fluid System 80 sulla Blue Energy. Ancora difesa a tutto campo per Tarcento dopo il time out, ma la Blue Energy riesce a arrivare nella metà campo offensiva. Non c'è il dai e vai Sappa Gilardo e Sappa ferma con un fallo Vidani. Rimessa in zona d'attacco per la Fluid System 80, 4:16 al termine del terzo periodo, 38 Blue Energy, 51 Tarcento, più 13 per chi attacca, Bellina. Questo è il fallo in attacco di Bonini, sì. Ha provato a liberarsi dell'avversario sbracciando sotto gli occhi dell'arbitro. Errore di Munini che regala il possesso alla Blue Energy. Poco manca che però Codroipo non scarti il cadeau. Serrao il pallone doveva essere per Malfante, ma alla fine, mettendosi d'impegno Codroipo, il pallone lo perde sul serio. E allora 3:51 al termine del terzo quarto, 38 Blue Energy, 51 Fluid System 80. In attacco i giocatori di Andriola. Munini, Antena si spazia dietro il blocco di Giraldo, poi prende il tiro da 3 punti sbagliandolo. Il rimbalzo di Malfante che in qualche modo l'esperienza tiene lontano Bellina con un tagliafuori. Sappa attacca, Sappa subisce una serie di contatti, la palla arriva a Serrao, oltre l'arco dei 6,75, Serra sbaglia la tripla, rimbalzo di Girardo che sfrutta il tap out di Gaspardo. Sappa, Pontisso, anche lui sbaglia, altro tap out di Malfante. Allora tocca a Serrao tentare l'ennesima tripla, sbagliando anche questa. E allora Bosini non sa più a che santo votarsi. Bellina contro Malfante, Bellina, semigancio destro, Federico Bellina. Più 15 Fluid System, 38-53, 2:22 al termine del terzo quarto. Stavo considerando che in quasi 8 minuti di terzo quarto la Blue Energy ha realizzato 4 punti. Certo, Tarcento col po' di arsenale offensivo che si ritrova non è che abbia fatto molto meglio, perché ne ha segnati solo 8. E però dopo il 34-45 di metà gara, questo 4-8 di parziale nel terzo quarto grida un po' vendetta. Nel frattempo Andriola sostituisce Gaspardo con Fumolo. Sempre in attacco la Blue Energy che però pasticcia un po' sulla rimessa offensiva. Bosini non sa a che santo votarsi, anche perché gli manca Alessandro Sant e quindi non sa a che sant votarsi. Battuta pessima del obsoleto telecronista. Pontisso, Malfante, pick and pop, sbagliato, l'ennesima tripla da parte dei padroni di casa. Ultimi 2 minuti di terzo quarto, 38-53 il punteggio. Bellina
dal palleggio contro Nata. C'era un fallo di Nata, gli arbitri hanno un po' smesso di arbitrare in questo terzo periodo, si gioca all'arma bianca. E proprio nel momento in cui dico che si gioca all'arma bianca, il principale esponente di questo tipo di gioco, ma detto in maniera propositiva e complimentosa, ovvero sia Sappa, trova un canestro dei suoi. Vidani esce dai blocchi sparando la tripla che si stampa sul ferro. E questo è il classico tipo di gioco in cui Sappa riesce a rendere benissimo. Adesso Fumolo intercetta e vola in contropiede a ridefinire i 15 punti di vantaggio tra Fluid System 80 e Blue Energy. E qui adesso c'è una cosa pazzesca. I giocatori di Vosini pensavano semplicemente di dover gestire la palla. Infatti qui è palla persa da Codroipo. Attenzione, Codroipo voleva fare la rimessa, la palla non è stata toccata da alcuno dei giocatori codroipesi e tornerà in possesso della Fluid System 80 solo dopo il time out. Ne sapremo di più. Eh sì, è confermata la mia tesi. Allora, dopo il time out, la palla è per la Fluid System 80. Peccato di superficialità per la Blue Energy, su punteggio di 40-55, quindi più 15 per Tarcento. Classico schema linea per Andriola, con Antena che esce dai blocchi, piazza il tiro di sospensione, poi sbaglia, Giraldo recupera il rimbalzo, fa viaggiare Pontisso e slalomeggia tra i difensori pedemontani, realizza il meno 13, 42-55 col talento di Pontisso. Codroipo prova a risalire la china. Vidani dal palleggio mette il ritmo Munini in faccia al numero 10, Klaus Munini in faccia a Pontisso, più 16. Poi Antena è aggressivo sulla rimessa, se il pallone resta in possesso della Blue Energy. Questa difesa a tutto campo tarcentina, boccone amarissimo da digerire per la Blue Energy. Otto secondi alla scadere del terzo quarto. Pontisso, Malfante nel cuore dell'area, Malfante, classico tiretto, sbaglia e il pallone è della Fluid System 80 e Antena butta letteralmente il pallone, butta via il pallone verso il canestro codroipese. Io pensavo che arrivasse direttamente a cammino al tagliamento, invece la palla è stata accettata dal ferro. 3 punti di Antena per il 42-61 con cui va in archivio il terzo quarto. Allora, discussioni importanti qui a Codroipo. Era valido il tiro di Antena? Sì, no, non si sa. Solo eventualmente i replay ci permetteranno di capire se l'architetto Antena abbia disegnato questa traiettoria perfetta in tempo utile. 42-61, comunque questo è il massimo vantaggio Fluid System 80, 42-61. Certamente il canestro valido di Antena a fine terzo quarto ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi pedemontani, in primis del presidente Tesini, che si è lasciato andare a gesti di giubilo, e ne ha ben donde il patron pedemontano, perché ha costruito una autentica corazzata che non solo sta dominando il campionato, ma lo sta anche facendo con autorità e dimostrando anche di giocare bene. Pontisso, palla arriva Malfante, su cui c'è il fallo di Baccino. Ecco, uno che non è ancora entrato in partita, per esempio, è Fabio Baccino, che credo sia ancora alla ricerca della forma fisica migliore dopo aver perso sostanzialmente tutta la prima parte di stagione per un infortunio muscolare.
Moretti contro Fumolo, Moretti, tiro in drop di Moretti. È però difficile per lui trovare luce con Fumolo che gli oscura la vallata. Munini aveva commesso in ogni caso infrazione di passi, poi il tiro gli è uscito sbilenco, palla persa per Tarcento, sempre 4-2-6-1 il punteggio. Pontisso dal gomito dell'area. Meno 17 Blue Energy, 44-61. Bellina, Fumolo nel cuore dell'area, non riesce a recuperare, a mantenere il possesso della palla. Allora può tornare in zona d'attacco da Blue Energy con Moretti. Pontisso. Malfante, giro tiro dal post basso, altro tiro fuori misura per Malfante. Munini, uno lo sbaglia, due difficilmente, però qui si allunga con un finger roll in estensione. Altro tiro sbagliato di Munini, che esce dal campo, sostituito da Accardo. Intravede un pizzico di fatica nel suo capitano Andriola, allora lo toglie dal campo. 7:47 al termine, più 17 Fluid System 80. Giraldo, viene sporcato il tiro da parte di Fumolo, il pallone viene recuperato da Antena. Antena, ricordiamo, ha realizzato da 20 metri il canestro sulla sirena del terzo quarto. Direi canestro che ha abbastanza schienato le velleità di rimonta della Blue Energy, che adesso però si distende in contropiede andando a realizzare un bel tiro in terzo tempo con Pontisso sull'assist di Serrao, data un po' a farfalle la difesa della Fluid System 80. Accardo, Bacino in uscita dai blocchi, Bacino sbaglia. E altro break per Codroipo, che torna in zona d'attacco con 15 punti da recuperare, 4-6-6-1. Serrao, Pontisso, ancora Malfante in post-up, mettendo in po' Moretti, tiro da 3 punti di quest'ultimo. Matteo Moretti prova in ogni caso a combinare qualcosa di produttivo la Blue Energy. 4-9-6-1, risale a meno 12 la squadra di Bosini. Fumolo va via in palleggio a Girardo, quest'ultimo commette fallo e ci saranno 2 tiri liberi per Cristian Fumolo. Realizza Fumolo, nella Blue Energy è entrato Sappa. Ancora Moretti, cambia lato, il tiro da 3 su cui c'è un inutile fallo da parte di Bacino, che regala 3 tiri liberi a Moretti. Ora Bac va bene tutto, ma regalare all'avversaria 3 tiri liberi a cronometro fermo a 6 minuti dalla fine, quando sei avanti di 13, anche no. 3 tiri liberi per Matteo Moretti.
3 su 3 per Matteo Moretti, per il meno 10 Blue Energy. E allora ora va la spacca per Bosini, che adesso ha in campo un quintetto piccolissimo con Serrao, Girardo, Moretti, Pontisso e Sappa. E adesso Girardo che va a prendersi cura di Bellina. Bellina commette infrazione di passi. Andriola credo abbia chiamato time out. No. Sappa quasi arriva al ferro. Allora gli fa cambiare idea Fumolo. Con la Sappa. Sì. Ottima che no, protesta Pontisso, protesta forse anche Bosini. Ma questa è un'ottima chiamata da parte dell'arbitro Pulvirenti. Stavo guardando proprio in quella direzione, un po' per caso, di la verità, ma perché la palla era lontana. Ma questa ottima chiamata di Pulvirenti, questo è il fallo di Pontisso. Il problema di Bosini è che questo era il quarto fallo anche di Pontisso. E allora meno 10 per la Blue Energy, ma Tarcento si salva da questa situazione un po' pericolosa. Bacino sotto blocco di Bellina che rolla verso canestro. Palla arriva Fumolo sulla linea di fondo. Gran passaggio di Bacino, gran movimento di Fumolo. Più 12 Fluid System 80. Serrao, Pontisso, è tempo Serrao, deve tirare perché stanno scadendo 24 secondi. Serrao forza l'azione, la sbaglia e ancora l'imbalzo di Antena. Bacino subisce stavolta il fallo di Serrao. Accardo vuole Gaspardo appena entrato, un po' sbasso Gaspardo, step back sulla testa di Girardo, bel canestro di Gaspardo. Sappa, extra pass per Moretti, la tripla di quest'ultimo sbagliata, l'imbalzo è di Girardo. Pontisso, Sappa da 3 punti, sbaglia anche questo, ha cambiato lato ma l'attacco Codroipo, ma il risultato è sempre quello. E Antena senza fretta può gestire gli ultimi 4 minuti di questa partita con la Fluid System sempre avanti. Gran gioco a 2 da Accardo e Fumolo, e Bosini chiama un altro timeout, ma direi che a 3:51 al termine, a meno di miracoli, sul punteggio di 5-2 a 6-8, quindi più 16 per la Fluid System 80, la partita è segnata. Ora va la spacca per la Blue Energy, ultimi 3 minuti e 47 secondi di tempo per provare a risalire la china, ma il tabellone recita Codroipo 52, Fluid System 80% 6-8, quindi 16 punti di vantaggio per gli ospiti di Andriola. Moretti prova a sfidare Gaspardo, mette in ritmo Sappa a 100 area, prova un tiro in palombella su cui c'è il fallo di Accardo. A me sembrava abbastanza buona la difesa di Accardo, onesta quantomeno. Questo è il quarto fallo di squadra per la Fluid System 80 e dunque Sappa, che in ogni caso era in fase di tiro, si guadagna 2 tiri liberi.
sbaglia il secondo, ma sul secondo c'è anche il rimbalzo offensivo di Pontiso, sbaglia Tappin. Doppio playmaker per Andriola, Barazzuti Antena, Fumolo dal palleggio, movimento da numero 3 di Fumolo. Palla è toccata da Accardo per ultimo, prima che esca, e dunque possesso Blue Energy. 3 minuti e poco più al termine della partita, 52-68. E nonostante il rassicurante più 16, Andriola non si accontenta, vuole la difesa a tutto campo. Serrao vuole la alley-oop su Girardo, ma non è giornata per Girardo, non è giornata per la Blue Energy, che ha giocato bene direi solo nel secondo quarto, anzi solo nei primi 8 minuti del secondo quarto. Adesso recupera un passaggio, sulla traiettoria di passaggio recupera un possesso Serrao, che attacca il canestro, tiene il perno, giro dorsale, commette l'infrazione di passi il numero 8 Codroipese, mentre Bosini manda in campo Malfante al posto di Federico Girardo. Due minuti e mezzo al termine e senza penare troppo la Fluid System 80 sta portando in porto questa partita. Fumolo sotto canestro di efficacissimo Smokey, numero 7 in maglia verde, altri due, più 18 Tarcento. Sappa si infila tra le ascelle dei difensori pedemontani, va a subire un fallo di Fumolo, altri due tiri liberi per Filippo Sappa. Su 2 per Sappa, che comunque ha giocato, il suo l'ha fatto quantomeno. 2 minuti al termine, 5-4-7-0 più 16 Fluid System 80. Antena pallone che era diretto a Clemente, viene intercettato dalla difesa, poi Antena frena il contropiede con un fallo a metà campo. Tarcento ha già esaurito il bonus e quindi sono due tiri liberi per Pontisso. Due padelle di Pontisso per il nuovo possesso della Fluid System 80. Ormai anche Codroipo pare averla data su. Gaspardo, Malfante resta con lui, la palla arriva a Antena che mette in ritmo Barazzuti. Stanno scadendo i 24 secondi per cui Barazzuti punta a canestro e infrazione di passi di Barazzuti, che stava passando il pallone a Clemente. Qui ha avuto fretta l'arbitro Chiuzzi, poteva tranquillamente lasciar stare. Cioè il fisico ci schiava, per l'amor di Dio, però insomma, lì, visto che stava passando la palla al giocatore, questi sono passi di Pontisso, che subisce comunque il fallo di Cardo o Clemente in sincrono. Vediamo a chi viene dato il fallo di Clemente. Comunque altri due tiri liberi, altro viaggio in lunetta per Stefano Pontisso. Stavolta fa 2 su 2 Pontisso. Meno 14 Blue Energy, 5-6-7-0.
70 secondi alla fine, ormai possiamo dirla, la Fluid System 80% incamera la 17ª vittoria consecutiva, sale a quota 36 a più 8 e con il 2-0 nel doppio confronto contro la Blue Energy Codroipo, che è seconda in classifica. Direi per festeggiare il primo posto a fine regular season, citofonare Tesini a 300. Il primato e la pole position nella griglia della post season sono per la Fluid System 80. Pontiso adesso realizza 2 punti di pregevole fattura per il meno 12, 70-58 per 300, ma ormai siamo già negli ultimi 20 secondi di partita. Antena, Barazzutti da 8 metri, Barazzutti infila anche lui la tripla, che certifica la vendemmiata Pedemontana. 5-8-7-3, ormai le formazioni si salutano così. La partita si conclude. Sì, non è ancora conclusa in realtà, perché mancano 4 secondi e 9 decimi al termine, ma sul 5-8-7-3 per la Fluid System 80. Sappa si è guadagnato i tiri liberi, segna il secondo e allora è 5-9-7-3, la partita finisce qui. Il finale in favore della Fluid System 80 300 sul campo della Blue Energy Codroipo. Come detto, 300 si conferma prima in classifica e allunga sulle inseguitrici. Un saluto da Francesco Tonizzo, restate sempre sintonizzati su fvgsportchannel.com, che è la TV, anzi il portale della pallacanestro in Friuli Venezia Giulia.